Ricordati, o Padre, della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, per i quali Cristo tuo Figlio ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Si sente? Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per la strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Per questo l'ha esaltato, Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è sopra ogni nome. Signore sia con il cuore nella vostra bocca, perché possiate proclamare degnamente la passione di nostro Signore Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero. Gesù, il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro: Sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo. Chi cercate? Risposero. Gesù, il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo.
Questo discepolo era conosciuto del sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pietro disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, Che cos'è la verità? e detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna.
Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo. Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, re dei Giudei! e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. Crocifiggilo, crocifiggilo! Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litrostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono. Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti. Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei Giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice:
si son divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio, Poi disse al discepolo, ecco tua madre. e da quell'ora il discepolo la colse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore.
Ancora una volta accompagniamo il Signore Gesù in questo momento. Risuona la domanda del Vangelo, no? Per noi che siamo qui riuniti. Chi cercate? Gesù, il Nazareno. Sono io, ma come Gesù sei tu? Faccio un po' di fatica a vederti così. Preferisco pensarti in altri modi, preferisco pensarti lungo le rive del mare di Galilea che chiami, che insegni. Preferisco pensarti seduto a Cafarnao, che moltiplichi i pani, che guarisci la suocera di Pietro. Come, Signore, sei proprio tu? E risuona quella parola, sono io. Allora ho bisogno, penso, abbiamo bisogno per stare sotto alla croce dell'aiuto di coloro che sono arrivati sino sotto alla croce, per amore, perché hanno avuto un rapporto del tutto particolare e personale con Lui. Maria, Giovanni, Maria Maddalena. E allora sto pensando un po', e possiamo pensare un po', ai loro sentimenti sotto a quella croce. Maria che lo tenne in braccio quella notte del Natale e Maria che ora lo vede lì. Giovanni che reclinò il suo capo sul petto del Signore e che ora lo vede lì. La Maddalena perdonata che con le sue lacrime lavò i piedi del Signore e li asciugò con i suoi capelli e ora lo vede lì. E allora mi dico, se ci siete voi che avete avuto questo rapporto così particolare con Lui, ci posso stare anch'io. E di più, probabilmente Maria, Giovanni, la Maddalena hanno anche una strada da indicarci per stare sotto i crocifissi di oggi. Dicevo con il nostro padre Aldo oggi, dico, ma in questi giorni sto un po' con le antenne così e in alto per captare un po' di messaggi. Ecco, anche il nostro Vescovo nelle sue meditazioni ci ha invitato tante volte ad accogliere il Signore in questo tempo, no? Allora chiederci un po' com'è possibile, che cosa ci insegna il Venerdì Santo. Ecco, allora io ho 3 messaggi, uno un pochino più lungo ma di poco, 2 più corti, sono messaggi che mi sono arrivati su WhatsApp che tutti abbiamo e usiamo. Ecco, per dirci un po' i crocifissi di oggi, poi ci chiederemo in che modo e Maria, Giovanni, la Maddalena ci possono aiutare, ci indicano una strada. Ecco, messaggio che mi è arrivato da Ivan e Marisa, una coppia di qualche giorno fa, e mi mandano un articolo, intervista della loro figlia Giulia, che è fisioterapista e che fa la riabilitazione nei reparti di terapia intensiva di Covid. Ci dice questo, io faccio un po' un riassunto breve, però è importante e interessante. Ci dice: vedere dall'interno quello che sta succedendo nella mia città mi ha davvero sconvolta. Non avevo minimamente compreso l'entità del problema
e soprattutto non avevo compreso la sofferenza legata a questo particolare tipo di malato. Ho trattato spesso malati molto critici, ma non avevo mai visto niente del genere. Quello che mi ha sconvolta sono state le camerate, i boss pieni di pazienti intubati e attaccati a tutti i macchinari possibili. Sono malati che non riescono a parlare perché sono tracheotomizzati, malati collegati al respiratore, alla circolazione extracorporea, nudi e immobili nei letti, debolissimi. Spessissimo sono pronati, ovvero sdraiati a pancia in giù per moltissime ore. Noi lavoriamo con i pochissimi malati coscienti, i pochi in grado di collaborare anche in minima parte, e il nostro intervento consiste nel valutare i danni riportati durante il periodo di intubazione e allettamento, cercare di riguadagnare la posizione seduta, ricercare i movimenti possibili, limitare i danni secondari e provare posizioni nelle quali gli scambi gassosi migliorino e quindi si possa alleviare la fatica respiratoria. Questo terribile sintomo che accomuna i malati con polmonite da Covid-19. Ho finito, In più c'è il lato umano, la difficoltà nel comunicare, la ricerca di strappare un sorriso, le carezze e le mani strette per cercare di alleggerire la paura negli occhi di queste persone. Nei servizi in TV i volti sono oscurati e non si vedono le piaghe da decubito nel naso, nelle labbra, nel mento, dovuti alla postura prona nella quale trascorrono tantissime ore, perché così l'ossigenazione e il reclutamento polmonare sembrano migliorare. Si formano piaghe anche nel seno e danni provocati da questa postura in generale sono frequentissimi, come ad esempio la paralisi della muscolatura anteriore del piede. Messaggio di alcuni giorni fa di Giovanna che ha perso il figlio Mimmo di 24 anni in 11 mesi perché è ammalato di sarcoma. Mi aveva telefonato, non avevo risposto, il messaggio: scusami padre Mauro, non volevo disturbarti, ma questi sono giorni di buio fitto. Avevo bisogno almeno di sentire la vicinanza di qualcuno. Messaggio di questa mattina da una nostra terziaria francescana. Hanno trovato il ragazzo per cui avevo chiesto preghiere. Si è suicidato, 21 anni. Che il Signore grande, nella sua misericordia, lo accolga e abbracci i suoi genitori. Allora risuona ancora quella domanda, no? Chi cercate? Per la seconda volta nel Vangelo. E risponde Gesù: sono proprio io. In queste situazioni, crocifissi di oggi, sono proprio io. Ecco, allora io interrogo anche insieme a voi, no? Maria, Giovanni e la Maddalena. E interrogando Maria all'inizio del Vangelo di Giovanni, e quando si accorge, no, che la gioia viene meno, dice prima avverte Gesù, lo sappiamo, poi dice coi servi: fate quello che vi dirà. E cosa dice il Signore? Riempite di acqua quelle giare. La prima strada che ci insegna il Vangelo, che ci insegna Maria, guardare il Signore Gesù, è la prima strada che ne esce, è proprio questa: umanamente tutto ciò che vi è possibile fare, fatelo per alleviare queste sofferenze. Ce lo diciamo tante volte,
Gesù trasforma quell'acqua in vino, poteva benissimo anche riempire quegli oltri del tutto, no? Riempirli lui, invece no. Vuole che noi mettiamo l'acqua, poi si trasforma in vino. Quindi tutto quello che umanamente noi possiamo fare, ecco, abbiamo bisogno proprio di farlo e di metterlo in atto. Poi Giovanni, ricordiamo l'inizio del Vangelo, no? Quando, seguendo Gesù, gli chiede: Maestro, dove abiti? In questo caso oggi Gesù vediamo che abita la croce. Il desiderio di conoscere la realtà dei crocifissi di oggi. Dove abiti? In che modo vivi? Cosa fai nella tua giornata? Qual è il tuo sepolcro? Ci posso entrare con te? Fare tutto ciò che umanamente è possibile, cercare il più possibile di conoscere la realtà concreta, quotidiana, dove questi crocifissi oggi si trovano appesi tra cielo e terra. Poi c'è la Maddalena, quel pianto liberatorio sicuramente per la certezza del perdono dei peccati. Ecco, ma il pianto ci sta a dire, ci fa pensare anche a Gesù che piange per l'amico Lazzaro. Ci dice quanto bisogno che abbiamo di soffrire con gli altri, compatire con gli altri, permettere al nostro cuore che vibri un po' del loro dolore. Non aver paura anche di piangere. Sapete, parentesi, quando poi morì questo ragazzo di 24 anni nella parrocchia, insomma, dove ero prima, io avevo seguito un po' questa situazione. E quel giorno chiesi a un mio confratello di celebrare il funerale perché mi veniva solo da piangere. Ecco, non aver paura delle lacrime, quindi fare tutto ciò che umanamente ci è possibile, cercare di abitare quei luoghi, non aver paura di rendere partecipe anche il nostro cuore. Poi che bello, no? Noi veniamo fortunatamente dopo la croce, quindi Maria anche ci parla dello Spirito Santo, lo attende nel cenacolo. Quindi che bello, il nostro impegno umano cristiano abitato dallo Spirito Santo. È Lui che ci insegna che cosa fare, è Lui che ci insegna come fare tutto ciò che è possibile. Che bella questa consapevolezza. Poi Giovanni, no? Dicevamo prima, entrare nella realtà di chi soffre. Giovanni entra nel sepolcro, vede e crede. Dopo la croce possiamo entrare nelle realtà di chi soffre con la fede, che se anche lì per lì non ci fa vedere Gesù, perché nel sepolcro non c'è più, però la nostra fede continua ad annunciarcelo. Eppure tu, Signore, sei vivo. Poi che belle quelle lacrime della Maddalena, è il mattino che va a cercare Gesù e Gesù si fa vedere, riconosce la voce di Gesù, chissà con quale dolcezza, con quale amore, in quale modo l'avrà chiamata, vi ricordate, no? Maria, e Maria si gira e lo riconosce. Dopo la risurrezione, dopo la croce, non ci sono più lacrime che non siano abitate dalla resurrezione. Ecco allora, Signore Gesù, siamo qui, ti cerchiamo.
Oggi sei tu che paradossalmente hai bisogno del nostro amore. Cerchiamo come è possibile di donartelo, così come sappiamo, così come siamo. Però anche sotto la tua croce noi non possiamo altro dire che grazie, Signore, perché la nostra umanità, da quel momento in poi, qualsiasi umanità, qualsiasi uomo, è abitato da Dio, è abitato da te. Grazie, Signore, perché dalla tua croce in poi i nostri sepolcri sono abitati dalla fede. E grazie, Signore, perché dalla croce in poi anche i nostri pianti sono abitati dalla resurrezione. Ecco, diciamocelo, che bello essere cristiani. Questo è l'annuncio da portare a noi, nel nostro cuore prima di tutto, alle persone che amiamo, che incontriamo, ma oggi più che mai, lì dove ci sono i crocifissi, dove c'è il dolore. Oggi più che mai per le strade del nostro mondo che sembrano tanto indifferenti. Ma non ci stupiamo, perché anche sotto la croce arrivarono in pochi, ma per poi portare l'annuncio della risurrezione del Signore a tutte le genti. E ci accompagnino in questo cammino Maria, Giovanni e la Maddalena. Ci alziamo in piedi. La comunità cristiana sempre prega per tutti i bisogni del mondo e della Santa Chiesa, ma in questo giorno particolare questa sua supplica si rivolge al Signore in modo davvero ampio, facendosi realmente carico, come Gesù sulla croce, di ogni specifica necessità. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi in una vita serena e sicura di rendere gloria a Dio, Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio.
Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il popolo che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro apre i loro cuori all'ascolto e dischiude la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio Onnipotente ed Eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla Tua presenza con cuore sincero e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della Tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della Tua vita per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di Te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della Tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in Te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio Onnipotente ed Eterno, nelle Tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la Tua sapienza coloro che ci governano, perché con il Tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. Dio Onnipotente ed Eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti, nelle loro necessità, sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della Tua misericordia per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché liberi tutti i popoli colpiti dalla tremenda pandemia del Covid-19 e in modo particolare la nostra nazione italiana. Conforti quanti sono contagiati e i loro familiari, sollevi quanti sono in rianimazione, sostenga i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, benedica la cura pastorale dei cappellani ospedalieri, asciughi le lacrime
di quanti hanno perso i loro cari, dona pace e indulgenza a quanti sono morti, ridoni a tutti la forza di riprendere la vita lavorativa, scolastica, economica ed ecclesiale. Dio onnipotente ed eterno, speranza di quanti gridano a te, ascolta la supplica della tua Chiesa e dona al mondo provato da questa grave epidemia e dai suoi flagelli la salute, la prosperità e la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo ci ha salvati mediante la croce che è il suo altare. Dopo le acclamazioni proposte dal diacono, siamo invitati ad avvicinarci alla croce per compiere un gesto di adorazione e di amore al crocifisso, la genuflessione o un inchino. Sia un segno che nasce dal cuore, un segno di gratitudine per colui che vi sta appeso, un segno di offerta della nostra esistenza a chi è morto e risorto per noi. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Accompagniamo questo momento con l'antico inno che troviamo nel foglietto. Crux fidelis inter omnes, arborum nobilis,
nulla talem silva profert, fronde flore germine, dulce lignum, dulce clavo, dulce pondus sustinens, pange lingua gloriosi, prelium certaminis, et super crucis tropeo, dic triumphum nobilem, qualiter redemptor orbis, immolatus vicerit, crux fidelis inter omnes arborum nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine, dulce lignum, dulce clavo, dulce pondus sustinens, de parentis protoplasti, fraude factor condolens, quando pomin oxialis, mortem morsu corruit, ipse lignum tunc notabit, damna ligniut solveret, dulce lignum, dulce clavo, dulce pondus sustinens, hoc opus nostre salutis, ordo de popo scerat, multiformis proditoris, arte ut artem falleret, et medellam ferret inde, hostis unde leserat, crux fidelis inter omnes arborum nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine, dulce lignum, dulce clavo, dulce pondus sustinens, quando venit ergo sacri, plenitudo temporis, missus est ab arce patris, natus orbis conditor, atque ventre virginali, carne factus prodit, crux fidelis inter omnes arborum nobilis, nulla talem silva profert, fronde flore germine, dulce lignum, dulce clavo, dulce pondus
Deus sustinens. Vagiti infans inter arcta, conditus praesepia, membra pannis involuta, Virgo mater alligat, et manus Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel, grondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudel. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. Tu nascesti fra braccia amorose d'una Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi tra braccia pietose d'una croce che data ti fu. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. O agnello divino immolato sull'altar della croce pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Dopo aver meditato, pregato, adorato il nostro Redentore, siamo invitati ad accostarci alla mensa eucaristica con il pane consacrato nella celebrazione del Giovedì Santo. Accogliamo con fede la presenza del Signore in mezzo a noi con le parole del canto Mistero della Cena. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E questo pane vino
Mistero della Chiesa e il corpo di Gesù. Mistero della pace e il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà. Intorno a questo altare l'amore crescerà. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Sottovoce. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Signore, dolce volto di pena e di dolor, o volto pien di luce, colpito per amor, avvolto nella morte, perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. Nell'ombra della morte resistere non puoi, o Verbo nostro Dio, in croce sei per noi, nell'ora del dolore ci
nostro Salvator. O capo insanguinato del dolce mio Signor, di spine incoronato, trafitto dal dolor, perché son si spietati gli uomini con te. Sono i miei peccati, Gesù, pietà di me. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.